con tutti i ferri. Odelina corre completamente senza ferri, rapporto di scuderia 4,9, Offenmatto, Martina Stella, partiti in questo istante. Si ritrae in Arnica, c'è lotta per il comando con Miss Marta Cis che rientra agli avversari, si adegua subito, ha sbagliato però Miss Marta Cis, partito piano Nearco, lo scatto di over del Sasseto che va facile davanti, la corsa perde uno dei favoriti, il galoppo di Miss Marta Cis poco prima di affrontare la curva, 14,4 di lancio, c'è probabilmente Occulto nella scia del leader, ma le posizioni non sono per niente stratificate, ha sbagliato anche nel retrovino Irano, intanto 29 spaccato di quarto di apertura, Occulto che sfila in avanti dopo 500 di gara, lunga fila indiana, over del Sasseto, Offenmatto, poi ancora Isler Cibar, di fuori Narnia che si trascina Odelina, è partito molto piano Nearco che figura nelle posizioni di retroguardia all'esterno, rallentamento del capofila, Occulto con Michele Canali che adesso ha decisamente stoppato l'andatura, il secondo quarto in 32,5 un po' scarsi, posizioni che non variano, viene di fuori Narnica con Pierluca Cecconi, avanza per inerzia perché si arriverà al chilometro in totale rallentamento, 18 scarsi, si muove anche Odelina nella scia di Narnica, c'è sempre Over del Sasseto che segue il leader Occulto, poi Offenmatto e quindi ancora in corda Isler Cibar che non ha anticipato la colonna esterna e rimane intruppato nel centro gruppo. Gli ultimi 400 metri, frazione in controllo da parte di Occulto, ancora 32,6 la frazione. E adesso siamo a 300 dalla fine con Narnica richiesta, al largo. Occulto ancora in controllo, lo segue sempre Over del Sasseto e poi ancora Offenmatto in corda. Ultima curva in 15,1. L'allungo di Occulto, gli altri a lottare per le piazze. C'è Nearco NP che è risalito bene ad attaccare il leader nel finale. Nearco che mette la testa davanti mentre finisce fortissimo all'esterno di tutti il numero 15 di Gigi Light, che ottiene probabilmente la terza moneta. Sul 30,5 di chiusura è risalito per corsi impossibili l'allievo di Bressan, 2,4 scarsi a distanza, ma la zampata decisiva è quella di Nearco MP con Massimo De Luca che coglie in crisi negli ultimi 60 metri Occulto e probabilmente ne ha ragione. 2,6,15 il numerico ed ufficioso ordine d'arrivo, del quale ovviamente aspettiamo la conferma